Ciao ragazzi, oggi sono venuto a Garda, anche se non sembra, ma in realtà sono venuto qui, sapete perché? Perché oggi è tempo di raccolta del grano, ma non un grano qualsiasi, grano antico. Sembrano scene d'altri tempi, Luca, forse lo sono. Assolutamente. Che frumento è questo? Questi sono dei due tipi di grano che ci ha dato lo Strambelli, l'università che c'è all'Unigo, che ha la banca di tutti i semi, e ce li ha dati a un po' di aziende per rifarli, per piantarli, per ridarglieli, è un servizio, un favore insomma che si fa. Per riscoprire queste varietà antiche, per rivalorizzarle? Sì, e per riportare in produzione anche, insomma, perché aumentiamo i semi che c'erano prima. Sono semi che hanno più di 60 anni e di varietà di qua. Perché rivalorizzarli, Luca, secondo te? Perché c'è sempre meno gente che mangia pane, ha avuto anche un calo di un 30-40%, perché il pane non è più come una volta, non fa più bene, si usano farine chimiche che non fanno bene, lavorate, e quindi la gente sarebbe giusto che tornasse a farselo. Ad aiutare Luca nella raccolta del grano c'è Martin Obrist, un esperto degli ortaggi da prato, però qui lui ha applicato la sua tecnica straordinaria, si è inventato la mietitrice semiautomatica. Potresti brevettarlo, Obrist, questo sistema? Sì, ma purtroppo l'hanno già brevetato i nostri avi, l'ho visto nei granai dei miei nonni, ma non l'ho mai usato, perciò mi sono ricordato e abbiamo fatto un po'. Però funziona bene? Sì, funziona, diciamo così, funziona, si può fare. È un piccolo accorgimento, però ogni tanto... Sì, molto significativo. Ho visto un documentario in India dove hanno portato la falce, dove fino a generazioni hanno usato il falcetto, che le donne piegate per terra col falcetto. Certo, con tutta la fatica. Esatto. E quando hanno portato la falce, hanno visto cosa faceva la falcia, questi hanno fatto la faccia di, non so, è arrivato l'UFO, cioè proprio... Che poi la rivoluzione agraria è partita così. È partito sempre così, con rinnovazione tecnologica, così. Impressionante. E adesso questo fa ridere, quasi. Però... bello, sì. E un seme fa questo lavoro qua, un seme sviluppa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palchi. 8 palchi dove chiaramente 2 sono piccolini qua, ma gli altri sono belli formati, pieni, con un bel po' di semi dentro. Pensa a te, solo di un seme l'anno prossimo cosa può venire fuori. E il mais è ancora peggio, o meglio, nel senso che hai 700-800 chicchi su una. Come una reazione a catena. Sì, esatto, è grandioso. E anche questa, Luca, è musica d'altri tempi, vero? Assolutamente. Già l'immaginare che una volta facessero così e che si ritorna a farlo è bello, è gratificante. Ma e questo mulino da dove arriva? Questo mulino l'ho recuperato in una vecchia casa, in un maso a Falzes, in Val Pusteria. Alto Adige, e lì nei paesi c'erano tutti i cammini in giro per i forni per fare il pane, una cosa usuale l'ho ristrutturato tramite un vecchio signore di lì che ha più di 80 anni, che lo chiamano re delle farine, e l'abbiamo rimesso in funzione. Pensate che tutti gli ingranaggi sono di legno, quindi ha anche la sua età questo mulino, anche se non sembra, perché è perfetto. La pietra è la grigia della Valpusteria, una pietra locale. Certo. Quindi c'è una produzione di farina da parte tua? Sì, noi abbiamo 4 ettari di grani antichi siciliani, Tumiglia, Perciasacco e Russello, e invece gli appezzamenti piccolini che abbiamo sfalciato a mano sono
abbiamo collaborato con lo Strambelli, l'Università di Rovigo, tramite Coldiretti Donna Impresa. Quanto vi gratifica quello che state facendo? Di più. E alla fine questo è il pane che tu ricavi usando le farine dei grani antichi. Esatto. È un pane, mi pare, più corposo, o sbaglio? Ha una crosta molto più importante, è molto più leggero, Certo. facciamo lievitazione 24 ore lunga. Come starter usiamo il nostro miele Ah, però. per l'impasto e E come olio? l'olio, usiamo il nostro olio extravergine. Perché? Ho il mio frantoio, che è un 100 kg l'ora di Mori, Certo. una ditta toscana, e sembra adesso al giorno d'oggi è il metodo più moderno per fare olio di qualità. Certo. Questa è l'autenticità delle origini e la semplicità dei sapori contadini. Vero? Assolutamente. L'olio, il pane fatto con i grani antichi e perché no, una fettina del salame fatto qua, immagino, qua vicino. Sì, assolutamente. Ragazzi, buon pane antico. Dai, Il pane, questo alimento così sacro, così buono, ma con la fetta del salame è proprio sabò. Ciao ragazzi, alla prossima cantierata. Adesso stiamo, vero? sì. Grano antico e salame nuovo, ma non neanche tanto, se no. E l'olio giusto. Torniamo alle origini. Buonissimo.